Buongiorno, benvenuti a tutti a un'altra puntata di Io Compro Siciliano Chef. Sono felicissima di essere qui oggi. Il mio amore è veramente alle stelle perché oggi farò una puntata dedicata al nostro futuro e quindi ai nostri bambini. Infatti oggi vi presenterò un pezzo del mio cuore, il mio figlio Federico, che sarà con me a, a partecipare a fare questa ricetta, perché è una ricetta tutta dedicata ai bambini. Sta per venire l'estate, quindi i nostri piccoli, anche se non possiamo fare party, feste, possiamo comunque coccolarli, quindi preparando dei dolcetti a casa per loro e facendoli anche lavorare, così loro stessi si sentono partecipi e nel frattempo imparano a fare qualcosa. Oggi, oltre Federico, che sarà il mio sous chef qui in cucina, avrò con me anche una mia carissima amica che sta crescendo generazioni di bambini con le sue storie e con i suoi racconti, e sono storie che hanno cresciuto anche i miei figli. Noi siamo di Siracusa, quindi abbiamo un meraviglioso teatro greco, e lei ha raccontato anche le storie difficili, quelle scritte dai greci, dai romani, a misura di bambino, e quindi anche loro possono essere partecipi quando vanno a vedere una tragedia o una commedia al teatro greco. Io oggi ho voluto Anna Maria Piccione insieme a me perché ha scritto proprio recentemente un libro un libro guida all'alimentazione per i nostri bambini, quindi consiglio a tutti di seguire alcuni consigli e poi ci divertiremo insieme in cucina. Prego la regia di mettere in onda anche Anna Maria. Eccomi, buongiorno a tutti, Ciao, buongiorno Alessia, benvenuta. buongiorno al pezzo di cuore che adesso vedremo che Arriva, conosco arriva. bene. Arriva, Ciao, arriva. ciao Federico! Federico, Ciao, anche lui come tanti bimbi di Siracusa, come tanti ragazzi, perché lui ormai è grande, è un mio lettore, è stato un mio lettore e ci siamo anche incontrati in classe. E in quel caso parlammo di un libro che raccontava di un pollo che però non finì in padella. sì. Infatti siamo così. Siamo e Infatti, neanche Anna in Maria, pentola. per non correre questo rischio, oggi prepariamo una ricetta adatta a tutti e soprattutto vegetariana, con tanti prodotti buoni, anche senza lattosio, perché come sai Federico è intollerante al lattosio, quindi la ricetta che stiamo per preparare è tutta, diciamo, adatta proprio a lui, e lui ci aiuterà a prepararla, perché stiamo preparando il gelato dentro i biscotti, quindi faremo i biscotti e anche il gelato, e useremo tanta bella frutta di stagione. Guarda, se Damiano riprende questo meraviglioso cestino, guarda che bontà, abbiamo ciliegie, abbiamo pesche tabacchiere, queste schiacciate dolcissime, abbiamo le fragoline, guarda, proprio tutta frutta di stagione, freschissima, e quindi andremo a preparare questi dolcetti insieme, così da poterci preparare al weekend con i nostri bambini a casa. Ma tu hai scritto proprio un libro, proprio credo che sia l'ultima tua creatura, che si No, chiama l'ultima no. L'alfabeto affamato. Allora, non è l'ultima, è di qualche tempo fa, però è un libro che a me diverte molto, eccolo qui, perché a me parlare di cibo e storie è sempre piaciuto e non piace solo a me perché già lo facevano i greci. Non dimentichiamo ad esempio che la povera Proserpina o Persefone o Core finì e rimase negli inferi dopo che lo zio Plutone l'aveva rapita per farne la propria sposa, perché mangiò alcuni chicchi di melograno. Quindi questo in un certo senso le fu fatale, ma è anche vero che diventò la regina degli inferi. È vero. Quindi le storie col cibo ci sono sempre state. Ad esempio, tutti i matrimoni
delle favole finiscono sempre con una mangiata pantagruelica. Cioè, è vero, ci infatti sono a noi piacciono sempre proprio gli happy end, proprio quelli finali dove si mangia e dove ci dove spostiamo si tutti in mangia, bagno. dove si mangia. E c'era Senti, ti un blocco film un attimo divertente. così Sì. salutiamo i nostri primi amici che ci sono. Ci arriva un saluto dall'Argentina. Un altro Federico ci saluta. Ciao, sono Federico Alejandro Corona Marinaro. Ciao Federico, grazie di seguirci. Ci saluta anche Katiuska. Ciao Alessia, noi pronti. Anche io, Katiuska, sono pronta e sono gasatissima perché oggi è proprio una puntata bellissima dedicata al nostro futuro, perché i nostri figli, i nostri bambini sono il nostro futuro, quindi dobbiamo coccolarli. Anna Maria, ti lascio un secondo che do i primi ingredienti della ricetta, così possiamo cominciare a lavorare, altrimenti in un'ora fare una chiacchierata e anche realizzare una ricetta non è molto semplice. Allora Damiano, se giri possiamo già mostrare gli ingredienti che ci servono. Noi oggi realizzeremo un biscotto ripieno di gelato, gelato fatto in casa senza gelatiera, in modo tale che tutti quanti possiamo realizzarlo. So che ormai a casa abbiamo tutti gli strumenti adatti anche per fare il gelato. Però a volte magari sporcare tante cose non ci va, soprattutto quando c'è molto caldo. E allora noi oggi utilizzeremo della farina bianca. Io come farina bianca preferisco utilizzare una farina Maiorca, che è proprio della nostra zona siciliana. Utilizzeremo del burro, io in questo caso sto utilizzando del burro senza lattosio, della panna, che è una panna vegetale perché appunto è senza lattosio, dello zucchero a velo che ieri ho fatto io semplicemente frullandola dentro un mixer, e un uovo. Quindi diciamo dobbiamo realizzare una specie di passafrolla a cui non aggiungerò neanche il lievito di birra, appunto per essere proprio leggera e digeribile per i nostri bambini. Sto facendo una versione bianca perché ho già impastato il biscotto al cacao, quindi ho già pronto un impasto al cacao per poter cominciare a lavorare, ma vi insegnerò a fare proprio l'impasto semplicissimamente dentro un mixer e molto velocemente. Poi invece per quanto riguarda la crema del gelato, utilizzeremo della panna, un uovo, dello zucchero a velo, e poi andremo ad arricchire questa panna o con della frutta fresca frullata o con delle ciliegie in sciroppo o con una marmellata o con del semplice cacao. Quindi poi la panna la potrete andare ad addolcire un po' a vostro piacimento. Allora, io metto a lavorare Federico, così lui si rende utile, e noi nel frattempo facciamo la nostra chiacchierata. Allora, P come panna? P come panna facciamo? Oppure, visto che ci siamo, facciamo una bella G come gelato, scusa. Ho una bella G col gelato, ma raccontami un po' la tua esperienza nelle scuole. Mio figlio è rimasto entusiasta e fino a ieri sera parlava del gallo che chiamò la luna. Chiamava la luna, il gallo chiamava la luna è la storia di un gallo che invece di fare chicchirichì quando sorge il sole, lo fa quando sorge la luna piena. E quindi è un gallo molto particolare che poi alla fine riesce a coronare il proprio sogno. Sì, io vado molto in giro per le scuole e fra l'altro tengo anche molti corsi lunghi per i bambini. E ho notato, infatti ne parlavamo anche con Alessia, come spesso l'educazione alimentare sia un po' carente, soprattutto per quanto riguarda le merende. I bambini spesso a scuola portano delle merende che non sono merende sane. Allora, cosa ho fatto io per molto tempo quando appunto tengo i corsi lunghi di almeno 10 lezioni, 20 lezioni? Io do un voto alto a chi come merenda porta la frutta. E ho notato che dopo alcuni giorni tutti i bambini avevano la frutta.
Quindi la frutta già tagliata, la banana, ma tanti tipi di frutta. Chi ha portato una volta le ciliegie, ne ha portate per tutti, perché naturalmente le ciliegie una tira l'altra. Però io sono del parere che l'educazione alimentare debba nascere, debba proprio cominciare subito, sin da piccolissimi, ed ecco perché io ho scritto questo libro, proprio per insegnare ai bimbi a mangiare sano, a mangiare bene, a mangiare colorato e a mangiare divertente. Anna Maria, io però ti riconosco un grande pregio, che è quello non solo di avere questa mission fantastica che tu hai nella tua vita, e quindi di portare i bambini all'amore per la lettura. Sai, per me cibo e lettura sono due grandi passioni della mia vita, quindi il fatto che tu riesca a coniugarle insieme per me è meraviglioso, soprattutto per i bambini. Perché a volte un po' trascuriamo noi genitori questo aspetto, perché corriamo sempre, magari andiamo un po' alla sbrigativa e compriamo già prodotti pronti, e a volte i bambini non sanno esattamente proprio l'origine di un prodotto. Per questo motivo ho voluto oggi realizzare questo gelato che è uno dei preferiti dei bambini, ma che a volte non si pensa neanche a come si realizza, mentre la ricetta è veramente semplice. Infatti io ricordo una zia carissima che faceva proprio il gelato fatto in casa, ed era un gelato che io lo chiamo il gelato della nonna, perché in fondo non era altro che crema, normalissimo, che meraviglia. Sì. Che Allora, meraviglia. questa è la panna montata con un po' di zucchero, a cui noi adesso dobbiamo aggiungere 2 uova. Vi raccomando sempre di aprire le uova in una ciotola in modo da verificare che l'uovo sia integro e buono prima di andarlo a mettere nelle vostre preparazioni, altrimenti poi rischiamo che, se l'uovo non sarà buono, andremo a rovinare anche tutti gli altri ingredienti. Quindi verificate che l'uovo abbia questo aspetto e che non sia rotto, e poi lo andiamo a mescolare ai nostri ingredienti. Ok amore, puoi continuare, così poi la mettiamo in frigo. Quindi per il momento abbiamo messo panna, zucchero e zucchero uova. a velo e 2 uova. Poi dopo questo composto lo metteremo un po' a riposare in frigo e lo andremo a dividere per i gusti che vogliamo realizzare per farcire i nostri biscotti, che io vado a cominciare a preparare in modo tale da cominciare a vedere un po' come poter realizzare questo impasto velocemente a casa. Quindi aggiungiamo la farina Maiorca nel nostro mixer. È un mixer normalissimo che tutti quanti abbiamo a casa, quindi non abbiamo la difficoltà di andare a reperire chissà quale strumentazione particolare. Vado ad aggiungere poi lo zucchero a velo e l'uovo, ma intanto vado a mixare questa preparazione. Fermo un attimo Federico, altrimenti non sentiamo più nulla. Potete vedere che la crema ha assunto un colore paglierino, perché appunto abbiamo aggiunto le uova, e adesso lo andiamo a mettere 10 minuti in frigorifero, e poi lo andremo a separare in ciotole diverse per poter aggiungere o della frutta fresca o del cacao, o lasciarla semplicemente bianca prima di andare a preparare i nostri biscotti. Nel frattempo, per favore, prendimi l'impasto pronto, così possiamo cominciare già a formare i biscottini. Allora, adesso invece nel mixer noi andiamo velocemente a frullare. Oggi facciamo un po' di rumore in cucina. Andiamo a realizzare, guarda Damiano, se lo puoi riprendere, andiamo a realizzare, vedete, un po' un impasto sabbioso. Questo perché la farina è miscelata con il burro. Quindi andiamo ad aggiungere anche lo zucchero a velo. Questa è veramente una ricetta molto veloce, molto facile da realizzare. Non c'è nessun tipo di difficoltà a farla anche a mano eventualmente, però ormai diciamo che abbiamo queste attrezzature, perché non usarle? Nella ricetta che trovate scritta
io ho aggiunto anche 5 grammi di cacao. Questa è una ricetta base che potete utilizzare anche per fare una crostata, però la crostata spesso viene un po' più morbida se viene aggiunto del lievito. Io ormai sono anni che non uso il lievito per dolci, ma che miscelo bicarbonato e aceto, appunto perché spesso anche durante le mie lezioni di cucina ho ospiti che non possono mangiare il lievito, che sono intolleranti, e quindi sto un po' attenta a tutte le esigenze e quindi preferisco utilizzare bicarbonato e aceto. Faccio un po' la chimica in cucina, sai, aggiungo un cucchiaino di bicarbonato e poi l'aceto e si fa tutta una schiuma tipo vulcano, e quindi anche un effetto carino da avere insieme ai bambini. Poi l'impasto dal frullatore lo vado a spezzare nel mio tagliere, in modo tale da poterlo appallottolare e quindi creare proprio una palla. Vedete qui che si è creato un impasto già abbastanza omogeneo e semplice da trattare. E lo andiamo poi a mettere a riposare in frigorifero per 30 minuti. Io ho già preparato in anticipo, perché sapevo che tra me e Anna Maria siamo due chiacchierone, quindi poi magari sarebbe stato difficile andare a preparare tutto, quindi mi sono tolta tutte le fasi rumorose e adesso Federico andrà a formare i biscotti e poi noi possiamo continuare la nostra chiacchierata. Vedete, questo è un impasto doppio, uno fatto con il cacao e l'altro fatto lasciato in bianco, perché i biscotti col gelato, farciti col gelato, spesso in commercio hanno un biscotto nero, un biscotto bianco, quindi poi vi potete divertire ad assemblarli come più piacete. Però è anche vero che a volte non si ha il tempo di fare queste preparazioni e quindi potete andare ad utilizzare anche dei semplici biscotti secchi, diciamo, che più comunemente i bambini vanno a mangiare, anche se questi vi devo confessare li ho comprati apposta per questa giornata, perché i miei figli non mangiano biscotti, ma preferiscono fare anche da soli le ciambelle, quindi sono abbastanza viziati. Però per oggi volevo venire un po' incontro a tutte le famiglie che magari per mancanza di tempo hanno la necessità di preparare il gelato con dei biscotti già pronti. Quindi Anna Maria, scusami, ritorno da te. Di quale libro vuoi parlare a me e ai nostri piccoli? Perché sai, io ho tutti i compagnetti di classe di Federico che ti salutano, hanno di te un ricordo fantastico, e quindi devi dedicare qualcosa anche a loro. Allora, visto che stiamo parlando di gelati, a me piacerebbe leggere una poesia piccola piccola sul gelato, proprio Dai. perché in realtà io me lo sono sempre chiesto e poi dopo l'ho trovato, ma il gelato chi l'ha inventato? Perché qualcuno l'avrà anche inventato il gelato. E allora io ho scritto questa piccola filastrocca. Chi ha inventato il gelato vorrei proprio incontrare per dirgli un grande grazie, per poterlo abbracciare, di aver donato un cibo di quelli sopraffini, gradito a tutto il mondo, ai grandi ed ai bambini. Qualcuno preferisce cioccolato o torrone, c'è chi sceglie la frutta, pesca, cocco o limone. Se ne fanno davvero festose scorpacciate sotto un cielo di stelle nelle notti d'estate. Però io quando ho scritto questa poesia mi è venuta voglia di sapere chi avesse inventato il gelato. E lì a inventare il gelato è stato proprio un siciliano. È vero che c'erano una volta le neviere che servivano proprio a fare i sorbetti e anche nell'antichità addirittura si usava il ghiaccio, la neve, la stessa neve per preparare cibi freddi. La granita, se vogliamo, anche se l'antesignana della granipa, e si raffreddava la frutta. La frutta veniva spesso mangiata fredda con latte e miele e diventava un cibo che portava energia, e sono tanti i cibi che sono considerati energetici soprattutto. Quindi gli arabi idearono a un certo punto il sorbetto, che era fatto di ghiaccio, e il ghiaccio era contenuto nelle neviere.
ma il gelato vero e proprio fu creato in Italia, sì. Solo che, come spesso accade, furono i francesi a renderlo famoso, tanto che i francesi ancora una volta dicono che l'hanno inventato loro, ma non è così, perché l'inventore è un siciliano, sicilianissimo, e si chiama Francesco Procopio de Coltelli e vive tra il 1600 e il 1700, e lui crea e la porta a Parigi, ecco perché i francesi pensano sia loro, una macchina del gelato. E chi l'aveva creata questa macchina? Suo nonno, che faceva il pescatore, perché anche per il pesce era fondamentale il ghiaccio per tenerlo fresco. Certo. E quindi da allora il gelato, lo sappiamo tutti, ha percorso tanta strada. Ora c'è una gara ai gusti più strani di gelato. Io una volta che ho visto persino il gelato al gorgonzola, non è che mi sia piaciuto proprio tantissimo. Effettivamente, diciamo, il gelato al gorgonzola forse è più adatto a delle pietanze salate piuttosto che ad essere gustato devo dire che io sono rimasta molto perplessa. I miei gusti sono estremamente tradizionali. Federico, i tuoi gusti preferiti di gelato quali sono? Qual è il tuo gusto preferito di gelato? Il cioccolato e la stracciatella. Vedi, siamo su gusti molto simili. E tu? Allora, come vedete, noi già stiamo formando dei biscotti con questa pasta frolla, che ancora forse doveva rimanere un altro pochino in frigorifero, però diciamo che i tempi sono abbastanza stretti, e quindi noi adesso stiamo andando con le foglie di carta da cucina, semplicemente andiamo a schiacciare la nostra pasta frolla, e poi andiamo a formare con queste formine che sono carine, ma anche se non doveste avere le formine potete utilizzare un bicchiere, una tazza, a secondo della forma e della grandezza che volete realizzare i biscotti. Io ieri, stranamente, sai Anna Maria, tu lo sai, io vivo a Palazzolo, diciamo vengo qui a Siracusa semplicemente per fare questi live, perché questa è stata la mia prima scuola di cucina e quindi ho la cucina attrezzata di tutto, e mentre a Palazzolo, come il detto, un scalfaro cammina che scarpe tutte, noi spesso siamo senza spesa nel frigorifero perché siamo più tempo alla scuola di cucina e senza attrezzature perché ce le ho tutte seminate nelle varie scuole di cucina o a Siracusa o a Palazzolo. E quindi io ieri ho fatto delle forme gigantesche con la mia tazza preferita per il tè che ho comprato da una nostra amica in comune, Lucia Davis, e quindi era abbastanza grande, e ho fatto dei mega gelatoni. Beh, per i nostri mariti, carissima. Sai, Federico sembra piccolo, ma mangia quanto un adulto, soprattutto se sono dolcetti che lui può mangiare perché sono senza lattosio. Certo. Ricordo anche infatti ai nostri amici che la ricetta che io sto condividendo con voi può essere realizzata tranquillamente anche senza lattosio o senza glutine, quindi basta cambiare diciamo proprio la tipologia di farina, quindi non usare una maiorca ma anche usare una farina senza glutine, quindi o di riso o un mix di farine per dolci appositamente realizzato, e potrete realizzare tranquillamente dolcetti anche per i vostri bambini che hanno la necessità di mangiare senza glutine. L'importante è che vi ricordate di formare le coppie per i biscotti, perché poi dovremmo metterli. Va bene, ti puoi fermare, amore. Li dovremmo mettere uno sopra l'altro. Poi logicamente con l'impasto che vi rimane potete fare degli altri biscotti poi da consumare nelle ore o della colazione o della merenda, oppure potete realizzare delle piccole crostate. Ovviamente la ricetta è quella, diciamo, standard da poter realizzare molte ricette, quindi è abbastanza versatile. Io ho già acceso il forno a 200 gradi e quindi vado a mettere in cottura i nostri biscotti. Federico continua perché è una macchina da guerra, lui pensa a quanti gelati potrà mangiarsi dopo e quindi continua a produrre biscotti, vero?
Allora, A io vado a proposito, ritornare. io ricordo con molto piacere proprio Palazzolo per il cibo. E tu dici, ma cosa c'entra il cibo a scuola? Perché le maestre di Federico, e sono tante, cioè sono tante maestre, Sì. quando c'è la pausa alle 11 e tutti i bambini fanno merenda, spesso anche le maestre fanno merenda. Questo succede in tutte le scuole, Certo. prendono il caffè, chi prende un dolcetto. No, a Palazzolo no. A Palazzolo a un certo punto mi hanno chiamato, vieni con noi Anna Maria, vieni con noi a fare la pausa. E io ho detto, vabbè, prenderò un caffè. Ma che caffè? Alle 11 a Palazzolo, nella scuola di Federico, arriva il pane caldo. È E le vero, maestre lo fanno con olio e origano è e ne vero. mangiano un pezzettino a testa, caldo, ed è una delle godurie più... Io ricordo sempre a Palazzolo, ora che tu mi hai ricordato, questo meraviglioso pane e olio che è la merenda delle maestre, che sono forse tra le mie maestre preferite per questa ragione, perché ogni volta mi invitano a mangiare questa meravigliosa Ma merenda. guarda, tra l'altro a Palazzolo si mangia bene comunque, tu lo sai, perché diciamo è uno dei posti in cui si mangia meglio in Sicilia, però c'è proprio la cultura del cibo. Non solo, a scuola spesso vengono a portare anche la frutta fresca, quindi le verdure, quindi i bambini tornano a casa a volte con le carote tagliate a julienne, oppure con i pomodorini ciliegini già lavati, che loro all'uscita di scuola mangiano tipo ciliegine, ed è una goduria vederli mangiare in questo modo. Tu mi dicevi che hai lavorato molto e hai lottato molto nelle scuole in cui lavori per poter fare arrivare la frutta in classe, perché spesso i bambini non la portavano e portavano merendine pronte, è vero? Non è una mia battaglia, ma è una battaglia proprio che è stata per un certo periodo della Sicilia, dell'assessorato di alcune province, di fare la merenda ai bambini con la frutta. E quindi era lo stesso in alcuni assessori di alcuni paesi della Sicilia, invece di far portare o addirittura questi terribili dispensatori io non so cosa dire, mi viene da dire schifezze, non è bello, però è questo che i bambini mettono i soldi e viene fuori la merendina, che naturalmente non è particolarmente sana, invece mangiavano tutti la frutta e i bambini che mangiavano la frutta erano contenti. Quindi non è vero che i bambini non amano il cibo sano. Il cibo sano probabilmente ha bisogno di più tempo, perché è più facile a un bambino dare la merendina. Sicuramente, io sai Anna Maria, noi proprio fino a stamattina abbiamo avuto una discussione con il fruttivendolo del mercato che mi diceva, sai, noi a casa non mangiamo frutta. Per me è una cosa stranissima, perché quando io a casa non ho frutta è come se non avessi cibo. Devi immaginare che Federico, nonostante veramente è uno dei bambini che mangia che ha una dieta molto varia, fa merenda a volte con le carote, perché lui e lo sanno tutti, durante il lockdown, quando io andavo al supermercato e compravo pacchi giganteschi di carote, un giorno ho dimenticato della farina, o un altro, non mi ricordo, avevo comprato delle altre cose e le avevo lasciate al banco. Ho detto a mio marito, torna al supermercato perché ho dimenticato questa cosa e mi serve perché devo fare la videoricetta. Mio marito è tornato e ha detto, sono il marito della signora che ha comprato 6 pacchi di carote perché a casa mia le carote non mancano mai. Prima di ritornare da te, ringrazio gli altri amici che ci stanno seguendo. Oggi sono veramente tantissimi, ci sono Paola e Sabrina Fava, tantissimi salutoni e abbracci da Salvo Fava, che è un altro compagnetto di classe di Federico. Un bacione Salvuccio, spero che la ricetta che stiamo realizzando piaccia anche a te. Sicuramente Anna Maria sarà felice di avere anche i tuoi saluti. Poi ci salutano anche Nicole Design Sicilia, Daniela Bonanziga, ciao a tutti, Daniela, ciao anche a voi.
e grazie di seguirci. No, Daniela Quindi Bonazinga ma è hai tanti fan. Allora, Daniela Bonazinga è veramente la regina delle libraie siciliane, è un'istituzione per noi e ama molto sia i libri, tra l'altro appunto è il suo mestiere, ma anche la buona cucina. E anche lei appunto è una delle persone che da anni propugna il cibo sano nelle scuole, ma anche nella vita. Però io poi dopo, quando hai 5 minuti da darmi, io vorrei dire che a volte non basta solo il cibo per farsi voler bene. Ad esempio, tu, Alessia, ti vogliamo tutti bene, non solo perché sei brava, perché i bravi cuochi ce ne sono, ma tu non sei solo brava, tu hai anche questa gentilezza, questo sorriso, perché secondo me i cibi vengono più buoni se sono fatti con amore e con gentilezza. Ecco perché ti vogliamo tutti così bene, Alessia, Grazie. perché hai questo modo di porti e vale anche per tanti altri cuochi o amanti della cucina. Io mi rendo conto che i cuochi simpatici e che fanno cucina con cura, con amore e con simpatia, fanno i cibi più buoni. Quindi quando poi hai 5 minuti, vi leggo una storia di 3 minuti dove io penso che cosa serva per far buon. Siamo pronti perché nel frattempo noi abbiamo miscelato la panna con un cucchiaino di circa 5 grammi di cacao per poter preparare la crema al cacao. Poi andremo a mettere in un'altra ciotola di panna. A me piacciono tantissimo le ciliegie che preparo con lo sciroppo e quindi voi potete, dato che questi gelati poi ovviamente ci dobbiamo mangiare pure noi, parliamone Anna Maria, noi li dobbiamo preparare dei gusti che piacciono a noi in famiglia, giusto? Quindi io andrò a preparare una panna con le ciliegie in sciroppo, però voi se non avete queste già pronte, io le ho preparate l'anno scorso, quindi le devo finire prima che andranno a scadere. Però tu non puoi dire così. No, Alessia, tu non puoi dire questo. Come fai le ciliegie in quel modo? Perché questo lo vogliamo sapere tutti. Ci vuole un'altra puntata per fare le ciliegie in quel modo perché passa una giornata intera e quindi potete sostituirle benissimo con delle fragole fresche frullate o delle ciliegie fresche frullate tagliate a pezzettoni, oppure potete semplicemente aggiungere alla crema anche della crema di pistacchio, della crema di nocciole per poter variare un po' i gusti. Quindi noi prepariamo le creme mentre tu leggici questo racconto, magari allora, le faccio io così Federico segue il suo racconto. Allora, questo racconto non riguarda il gelato, ma riguarda una zuppa. La zuppa della famosa Ingrid, o meglio, la famosa zuppa della famosa Ingrid. C'era una volta una locanda sempre piena di gente, proveniente dai luoghi più lontani. La padrona si chiamava Ingrid e tutti ne parlavano con affetto. La locanda non era né sfarzosa né ricca, ma era pulita e accogliente. Ingrid non era bella né giovane, ma aveva sempre il sorriso sulle labbra e una buona parola per tutti. La sua zuppa poi era nota dappertutto. Non hai mai provato la zuppa di Ingrid? Oh, allora non sai cosa sia il paradiso. Un locandiere vicino si rodeva dall'invidia. Ma che avrà mai quella zuppa di così speciale? Forse Ingrid usa un ingrediente segreto. Un giorno l'uomo decise di travestirsi da garzone e di chiedere lavoro alla donna. Le raccontò una storia triste, pregandola di prenderlo come sguattero, e Ingrid lo assunse perché aveva sempre bisogno di aiuto in cucina. L'uomo si mise a spiarla e ben presto conobbe tutti gli ingredienti della celebre zuppa. Tornò alla propria locanda e cominciò a prepararla tale e quale, sicuro che in poco tempo la sua clientela sarebbe raddoppiata. Non fu così e non è difficile capire il perché. Alla sua zuppa mancava sì un ingrediente segreto, ma non di quelli che si trovano al mercato. L'ingrediente segreto era la gentilezza di Ingrid, il suo sorriso luminoso e il suo grandissimo cuore. Cosa ne dici, Federico?
Bellissimo, bellissimo. Allora, sai, questo libro qua è un libro che non si trova più in giro. Io lo chiamo il mio libro Piccino, 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 Picciò. Perché si intitola 2 minuti per una favola e sono tutte favole di 2 minuti che io ho scritto soprattutto per i papà che dicono sempre che hanno poco tempo per i bimbi di leggere. Allora io ho scritto, e sapete cosa faccio io? Vi scrivo un mese di favole di soli 2 minuti, così non avete più scuse per leggere una favola ai vostri bimbi prima di andare a dormire. E molti papà lo hanno fatto. Guarda, Damiano mi ricorda che quando finivamo i tuoi libri da leggere a Manfredi, lui andava molto semplicemente di Uno Nessuno 100.000 di Pirandello e il bambino piombava in un sonno profondo nel giro di 3 secondi netti. Un mio amico faceva la stessa cosa con la Divina Commedia, cioè leggeva la Divina Commedia per far addormentare il bambino, e io sostenevo che Dante secondo me si rivoltava nella tomba ogni volta perché non era bella questa cosa. E adesso dici no, io adesso taccio per almeno 10 minuti perché tu devi dirci cosa stai facendo di così meraviglioso. Tra l'altro c'è stato un momento, lo devo ammettere, quando hai aperto quelle ciliegie che io mi sono bloccata. Bloccata Proprio in ammirazione di cotanta bellezza. Allora, guarda, io semplicemente per comodità e anche per semplicità ho trasferito le 2 creme, quella bianca e quella al cacao, in 2 sacche a poche. Questo perché nel frattempo che i nostri biscotti stanno già cuocendo in forno e quindi ancora manca qualche minuto per andare alla preparazione, volevo far vedere a te e anche agli altri amici come poter procedere alla preparazione dei biscotti. Quindi utilizzando i biscotti secchi che si trovano comunemente in commercio, andiamo già a prepararli. Perché poi prima di poter essere mangiati devono essere lasciati in frigorifero, in freezer almeno 4 ore, perché questa crema non è una panna montata, ma ha le uova, quindi diventa come se fosse una mousse. Di conseguenza ha bisogno di essere messa in freezer per 4 ore prima di essere mangiata. I biscotti, se volete, potete passarli anche prima dal latte, in modo tale che poi quando verranno usciti dal freezer non saranno molto duri, ma saranno più gradevoli anche per i bambini più piccoli. Se Anna Maria, io ho 2 nipotine piccole e loro adorano il gelato, quindi per me preparare i dolci per loro, e questi 3 mesi che non li ho potute vedere ho sofferto tantissimo, quindi ora sto cominciando a ripensare anche alle ricette per proprio i più piccoli, come i bambini per cui tu hai scritto il libro dell'alfabeto. Ma fra l'altro io ricordo quando i miei nipoti erano piccoli, e comunque quando c'è un bimbo che viene a casa, ad esempio quando io cucino una pizza chiusa, una scaccia, io faccio gli occhi, il naso e la bocca. E poi certo. quindi anche questo per me è sempre stato fondamentale, presentarli anche in maniera divertente, o per far mangiare le verdure, fare tanti tipi di polpette, dalla polpetta di lenticchie alla polpetta di zucchine, in modo tale che così il bambino la polpetta... Anna Maria, non tocchiamo l'argomento polpette, perché ieri ho avuto una diatriba sulle polpette con Francesco Caravello. Ieri c'è stata una puntata bellissima sulle lenticchie di Villalba. Francesco Caravello è uno degli ideatori del gruppo Io Compro Siciliano, e ogni pomeriggio alle 6 ha una trasmissione che si chiama Aperitivo Social. Ieri è stata a Villalba, nell'azienda dei signori Messina, che praticamente curano lenticchia per lenticchie, che se io penso per fare un sacchettino di 250 grammi di queste lenticchie praticamente ti passa una vita, e io ho detto che preparo le polpette con le lenticchie. Le polpette sono fatte solo con la carne, non che lenticchie, quelle sono falafel, e quindi abbiamo avuto proprio una diatriba sul nome delle polpette, però sono felice che le chiami anche tu polpette, perché allora mia nonna che era allora io adesso devo dire una cosa che in pochi sanno: la mia famiglia, il mio bisnonno era originario di Avola. Infatti, tanto che io sono convinta che prima o poi venderò tutto ciò che ho a Siracusa e andrò a stabilirmi ad Avola,
che è la città del mio cuore, il paese del mio cuore, lo dico sempre, la amo moltissimo. E ad Avola mia nonna faceva tantissimi tipi di polpette, ma la nostra famiglia, perché ad Avola tu sai benissimo che non ci si conosce con l'ingiuria, con il nome, ma con l'ingiuria, cioè col soprannome. Ecco, i piccioni di Avola si dividevano in due grandi rami, e c'erano i testeracello, non ho mai capito perché, e poi c'era il ramo della mia famiglia che erano detti i puppettari, perché pare che fossero dei grandi mangiatori di polpette. E mia nonna le polpette le faceva in tutti i modi. Lei non ha mai chiamato le crocchette di patate crocchette, per lei erano polpette. E poi le faceva con i finocchi ed erano polpette di finocchi. Quindi io non riesco a chiamarle in nessun altro. Magari da un punto di vista tecnico è giusto chiamarli in altri modi, ma per me sono sempre polpette, e quindi ma fra l'altro da parte mia non è una deminuzio, ma al contrario è un modo di nobilitarli, perché per me la polpetta è quanto di più nobile che possa esistere, considerato che era il soprannome un secolo fa della mia famiglia, quindi chi più di me può amarle? Io puppettara tutta la vita, soprattutto polpette vegetariane, lo ammetto, e poi con le polpette puoi farne di qualsiasi cosa, quindi io le amo molto. Adesso io sto vedendo una cosa bellissima. Federico, cosa stai facendo? Sto facendo i biscotti. Allora, no, questo no, perché quindi lo possiamo ricoprire. Con la panna qua che abbiamo fatto, una cacao e un'altra ok, non bianca. posso fermare. Ora li metto così. Come vi dicevo prima, i biscotti devono andare a coppie, quindi uno andrà farcito e l'altro andrà a ricoprire a cappellino, come sta facendo adesso Federico. Dobbiamo aggiungerne uno nero perché lui appunto è andato velocissimamente a riempire, e quindi dobbiamo andare a farne un altro. Ok, e quindi questi sono, diciamo che biscotti ripieni di gelato, che vedete anche se non sono perfetti perché li hanno fatti i vostri figli, ma sono bellissimi. Poi magari potete andare a completare i bordi, non so, con del pistacchio, e quindi andarli a rendere carini e divertenti, mettendoci del pistacchio nei bordi, oppure dei zuccherini colorati come questi. E quindi andate a diciamo creare la veste party, che è quella che tutti i bambini amano. Noi qui abbiamo preparato anche i biscotti, che ovviamente al momento non possiamo neanche andare a farcire perché sono troppo caldi, quindi andiamo a finire di farcire questi e poi li mettiamo in freezer. Nel frattempo io prendo quelli che già ho preparato ieri, così da mostrarvi la forma della tazza mia del tè inglese, che è abbastanza grande, e quindi ho proprio creato il maxi biscotto. Anche perché il tè inglese in realtà per molti anni è stata la cena degli inglesi, perché spesso, se noi andiamo a guardare i romanzi dell'Ottocento, prendevano il tè ed era un pasto abbastanza sostanzioso, perché in fondo erano con dolce e con altre cose, quindi il tè era una tazza grande anche per questa ragione. Allora, Anna Maria, continuano ad arrivare saluti per te. Ti scrive la signora Liliana D'Agostino e scrive: salve a tutti, tantissimi saluti ad Anna Maria Piccione da mia figlia. Vi siete conosciuti a Sortino a scuola, vedi, quindi un'altra piccola tua fan le aveva dedicato un disegno, e poi in piazza per la presentazione di un libro, Un viaggio sulla luna. Le è rimasto nel cuore. Vedi, ogni bambino ha le sue storie preferite, quindi ma anche veramente sei di grande compagnia. Ho scritto 98 libri, quindi naturalmente per bambini e ragazzi, quindi naturalmente tutti hanno un po' un libro diverso, tanti bimbi. Sortino è un altro paese dove io mi sento a casa in famiglia.
un altro paese dove mi trasferirei volentieri se non fosse che è tutto in salita e quindi c'è... Ah, che meraviglia, che meraviglia! Questi sono dei biscottoni che ovviamente fanno da merenda. Io li ho trascinati da Palazzole qui, quindi li ho messi tutti in questo contenitore, che però noi possiamo andare a finire o con dello zucchero a velo in superficie, oppure semplicemente appunto mettendo dei pistacchi per poter decorare i bordi in modo semplice, e quindi andare a decorare con dei pistacchi o con delle nocciole tritate o con delle mandorle, per renderli ancora più buoni e anche un po' così con il look da festa che più ci piace. A me piace molto anche decorarli con la frutta fresca, quindi se per esempio creo appunto una crema con le ciliegie, è carino anche fare i bordini proprio con la mezza ciliegia da poter presentare ai nostri bambini che magari mangeranno molto allegramente la frutta. Come vedete, Federico sta andando a completare la decorazione dei nostri biscotti, che poi dovranno essere lasciati in freezer per 4 ore. Quindi poi dopo 4 ore la mousse sarà fredda, diventerà come un semifreddo, e quindi poi prima di mangiarli dovete uscirli un 5-10 minuti prima, come si fa per il semifreddo, e poi saranno perfettamente pronti da poter mangiare senza problemi anche per i più piccini. Qui vedete, io ho fatto questi biscotti con le stelline, sia con la crema bianca che con quella al cacao. Dobbiamo andare soltanto a rifinirli con la decorazione. Anna Maria, come devo fare di ringraziarti per avermi donato il tuo tempo? Intanto ti ringrazio perché stai crescendo i miei figli con delle storie adatte a loro, quindi loro le amano particolarmente. Molti amici ti stanno scrivendo qui, io sto vedendo tantissimi messaggi dedicati proprio a te, quindi sono felicissima di questo, che questa puntata dedicata ai più piccini stia avendo la giusta risonanza, perché sono convintissima come te che loro rappresentano il nostro futuro. Quindi grazie da parte mia e di Federico. Quando vuoi sei nostra ospite a casa, così magari con le nostre mucche, che stamattina tra l'altro hanno fatto la loro colazione nel nostro orto, mangiandosi le nostre lattughe, mangiandosi quasi tutto. Magari queste potranno crearti un po' di ispirazione per una nuova storia. E voi sapete che le mucche, fra l'altro, sono per me un animale. Anche questo è uno dei libri citati. Io do sempre una grande importanza agli animali e la mucca è uno degli animali del mio cuore, quindi alla fine però devi considerarlo un complimento. La mucca è venuta a mangiare nel tuo orto perché evidentemente il tuo orto era magnifico e buono. Quindi, hai detto bene, era. Allora ragazzi, io ti abbraccio forte. Federico, noi ci rivedremo sicuramente. Salutami le tue maestre e non vedo l'ora di rivedere Alessia, Damiano, i tuoi figli e tutti i bambini di nuovo a scuola, in modo tale che ci potremo abbracciare ancora, leggere tanti libri e mangiare bene e sano. Ciao a tutti e grazie. Grazie Ciao Anna Maria, grazie. Ti ringrazio molto. Buona estate. A voi, a tutti noi. Ciao. Amici di Io Compro Siciliano, come vedete oggi per me è stata veramente una puntata del cuore. Spero che ciò che abbiamo realizzato insieme, io e Federico, anche se abbiamo lasciato il tavolo disordinato, non fa nulla, però spero che vi siate divertiti e mi raccomando, se avete bisogno di spiegazioni per la ricetta o di qualsiasi altra informazione, potete scrivermi a chef@comprosiciliano.com. Io e Federico saremo felici di rispondervi, vero? Sì. Perché noi crediamo molto nella cucina adatta a tutti ed è anche semplice, con un po' di ingegno, adattare tutte le ricette a tutte le necessità. Quindi da parte nostra è tutto. Io compro siciliano, e tu? Io compro siciliano. Ce l'hai messo anche qui nella nuova magliettina.
E allora ciao a tutti e alla settimana prossima. Buon weekend. Ciao.